Buonasera, ben ritrovati in diretta, sono le 16:59, quasi 17, ancora per aggiornare su questa ennesima giornata lunga, in attesa poi dell'incontro di domani che sarà in videoconferenza, come anticipato ieri sera da questo studio con il governatore Luca Zaia. Potete seguirci anche attraverso i social, le pagine Facebook di Antena 3, la mia personale anche per fare domande, come abbiamo sempre fatto in questi giorni. Ci collegheremo anche con le redazioni di Padova e Venezia per gli ultimi aggiornamenti. Sono molte le notizie di questa giornata. Intanto vi mostro, se possibile, ringraziando Italo Morao e Roberto Durigon in regia, ecco, grazie. Poi c'è Andrea Basso, Antonio Esposito, Daniela Sizia che coordina questa straordinaria che ci porterà fino alle 18:30 quando inizieranno i telegiornali. Questa è la situazione in Veneto, eccolo qua, l'ultima infografica, diciamo così, diffusa dalla regione questa mattina con i vari cluster. Vi mostro qui sotto, ecco, il numero in grande è 307, fa riferimento ai contagi, più 16 rispetto a ieri sera. E vedete il numero dei decessi purtroppo salito a 3, ora ne parleremo, 4 secondo altri organi di informazione, secondo alcuni organi di informazione, perché come sapete tra questi ci sarebbe anche il 67enne di Mirano, se dovessimo contare 4, che però è morto nelle scorse ore per emorragia cerebrale. Tra poco ricorderemo anche questo aspetto. Intanto il cluster di Vo conta 88 persone, a Vicenza provincia 5, lo vedete, Verona il cluster della provincia 17 persone, a Venezia provincia escluso Mirano 42, a Treviso 82, a Padova escluso Vo, Padova provincia 42, eccolo qua il cluster di Mirano 6 persone, il cluster di Limena 14 persone, casi collegati alla Lombardia anche se residenti in Veneto sono 2, a Belluno provincia 5, a Rovigo provincia 1, c'è un'assegnazione epidemiologica ancora in corso che riguarda invece, lo vedete, 3 persone. Per quanto concerne i ricoverati invece si tratta di 68 persone, di cui in terapia intensiva 18, e questo è il quadro. Dunque, prima di vedere il primo servizio dal quale partiremo per raccontarvi ancora gli aggiornamenti di questo pomeriggio, vieni pure Daniela, grazie. Il droplet, grazie Daniela Sizia, grazie mille. Il droplet, che sapete è questa unità di misura, definiamola così, per sicurezza della distanza di almeno 1 metro, verrà applicata anche al Consiglio regionale del Veneto, che non ferma i lavori, si organizza per affrontare l'emergenza coronavirus come tutte le imprese, i musei, le biblioteche e gli esercizi pubblici. Dice il Presidente del Consiglio, quindi del Parlamentino Veneto, Roberto Ciambetti. Anche il Consiglio ha adottato le misure previste dalle disposizioni governative in materia di contenimento del contagio. Dopo la sospensione della seduta consigliare che avrebbe dovuto tenersi oggi, è stata riorganizzata l'aula consigliare per poter svolgere i lavori nel rispetto della cosiddetta regola. In aula potranno sedere a scacchiera 43 consiglieri e altri 7 dovranno seguire da una stanza limitrofa in audiovisione, quindi saranno collegati da una stanza vicina. Per gli agricoltori e della Coldiretti si perdono 50 milioni di euro al mese, poi tra l'altro manca la manodopera. Altre decisioni del pomeriggio della giornata di oggi. L'amministrazione comunale di Padova dimezzerà le rette per le famiglie che hanno figli alla scuola d'infanzia o negli asili nido comunali. La decisione presa dopo la seconda settimana di chiusura decretata dal Governo. In questa situazione l'attenzione alle famiglie e alle persone più fragili è per noi una priorità, ha detto il sindaco Sergio Giordani. Come comune abbiamo tuttavia vincoli precisi di bilancio, sapete appunto, se no altrimenti poi c'è anche un controllo della Corte dei Conti a quel punto, e quindi
la Regione bisogna immaginare, è evidente che Governo e Regione dovranno immaginare misure non ordinarie per stare vicino agli enti locali e quindi alla popolazione, comunque dimezzate rette asili e scuole d'infanzia. Diciamo, eccolo qua, anche di Treviso, quindi da Padova a Treviso. La decisione invece del sindaco Conte, che ha scelto di azzerare la tassa di soggiorno compresa fra 1 e 2 euro a carico dei turisti che pernotteranno nelle strutture cittadine nei mesi di aprile, maggio, giugno. Questo cosa serve? Ovviamente a incentivare il ritorno in massa dei turisti, per esempio, anche a Treviso. Allora, aggiungo due cose, che questa sera a 20:10, quindi alle 20:10, sarà ospite l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato, che abbiamo sentito ieri nelle nostre interviste dire come siano pronti 82 miliardi in opere di infrastruttura che fermi per le lacci e lacciuoli potrebbero essere messi in campo subito per dare un aiuto e respiro anche all'economia. 82 miliardi nella sola nostra regione. Parleremo di molte cose anche perché Marcato è l'interprete della zona rossa economica, cioè la nostra regione, che è zona gialla, ha una zona rossa che è quella di Bo, poi in particolar modo lo sapete, con il cordone sanitario, ma dice inutile fare, l'appello è questo al governo, inutile fare interventi per le sole zone rosse, il contagio riguarda tutta l'economia, per esempio della nostra regione, o comunque di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che da sole valgono il 50% del PIL del nostro paese. Sentiamo il governatore Luca Zaia che sul decreto, perché ieri appunto ospite nei nostri studi cercava di aiutarci nel capire come va interpretato questo decreto, che poi ha molte storture, lo sapete, molte cose che è difficile magari applicare. Il decreto del governo, Luca Zaia su questo. Rispetto alla mia ordinanza della scorsa settimana, adesso il governo ha voluto fare questo decreto che noi anche come presidenti di regione abbiamo osservato. Le potrei dire che sul fronte ad esempio dei cinema, dell'apertura dei cinema, eravamo tutti d'accordo per trovare una soluzione per aprire, perché comunque seppur vero che viene introdotto nel decreto il principio del droplet, che significa di avere una distanza di almeno 1 metro tra gli avventori, tra chi andrà al cinema nelle poltrone piuttosto che le chiese, con questo principio noi eravamo convinti che si potesse fare questo. C'è anche da dire che in questo momento dall'altra parte del tavolo c'è la comunità scientifica che dà queste indicazioni, comprensibili o non comprensibili, e si potrebbe aprire un congresso sulle incongruenze del decreto o delle ordinanze che si fanno. Possiamo dire però con molta sintesi che la vera indicazione è una sola: non andare in luoghi affollati, evitare distanze ravvicinate sotto il metro, perché si trasmettono le goccioline. Perché si dice questo? Perché questo aiuta la diffusione del contagio, e se è vero che è un virus a bassa letalità, è altrettanto vero che tutti noi abbiamo l'obbligo responsabilmente di contingentare il contagio, cioè di evitare che si diffonda, per mettere in sicurezza le persone che hanno una salute cagionevole e se dovessero essere contagiate finiscono in terapia intensiva. Parlo degli anziani che magari hanno quadri complessi, anche dei bimbi che magari sono immunodepressi o hanno patologie. Quindi tutti noi siamo chiamati responsabilmente di far squadra per tutelarli. Certo. Allora, in questo paese, siccome spesso quando si dia una sola regola tutti non la rispettano, hanno fatto questo decreto che purtroppo ci fa dire ma i centri commerciali sono aperti e la discoteca va spiegato, no. Voi siete in attesa di una circolare che spieghi ma guardi, questo decreto, il decreto giusto? Scade domenica, vedendo i tempi che ci sono, l'impressione, ho visto discutere tre giorni per aprire le chiese, per fare le messe, immagino che non si arriverà, e allora adesso ci stiamo attivando per vedere se possiamo noi sostituirci e tentare di dare delle interpretazioni, ma l'appello che faccio ai cittadini è questo: evitate per il vostro bene di andare dove c'è affollamento. Ai ragazzi dico, è vero che il virus, se un ragazzo in forma fisica magari viene contagiato, ma magari si becca la febbre, l'influenza, magari finisce in ospedale, però pensate che andate a casa e magari portate il contagio a un bimbo che non è in perfetta salute, a un genitore che magari non può permettersi di prendere questo virus, al nonno, eccetera. Per cui evitiamo, cioè, c'è modo di divertirsi senza andare
nella calca in mezzo. Cioè, questo è l'appello, è vero, anche dei giovani. Oggi ci hanno chiamato anche delle persone, dei ragazzi, dei giovani che preoccupati per i nonni, no? Proprio per questo ma non c'è un decreto perfetto, certo. No, ma non esiste. Guardi, non dovrei dirlo io perché fra l'altro lei sa che la mia posizione era molto più di apertura, però è pur vero che il governo ha fatto questo seguendo le indicazioni a livello di Istituto Superiore della Sanità. Allora, così il governatore Luca Zaia ieri sera. Tra poco sentiremo invece il ministro Federico D'Incà, che era in collegamento telefonico a Ring, in apertura di Ring, perché ha dato una notizia importante che tra poco vi ricorderemo. Vi faccio però vedere l'apertura per esempio del Gazzettino.it in questo momento. Coronavirus, terza vittima in Veneto, il paziente era ricoverato a Mestre, e così diamo un aggiornamento su questo fronte, come letto dal bollettino ufficiale della Regione. Terza vittima in Veneto per l'infezione, si tratta di un paziente ricoverato a Mestre, Umberto Pavan, 79 anni, veneziano, è il primo morto all'ospedale all'Angelo a Mestre, era stato ricoverato per coronavirus il 24 febbraio in terapia intensiva a Mestre. La sua situazione si è aggravata nella notte fino al decesso. Sono in corso indagini ospedaliere per verificare la connessione tra la morte e il Covid-19, di cui era stato contagiato nei giorni scorsi. L'ultima parola sulle correlazioni arriverà dall'Istituto Superiore di Sanità, unico deputato a certificare i decessi per o con coronavirus, come diciamo in questi giorni. Le vittime dunque: Umberto Pavan è la terza, sarebbe la terza del virus dopo Adriano Trevisan, ricorderete il primo, il 78enne di Vo, prima vittima del Covid-19, e Luciana Mangiò di Paese, la professoressa della provincia di Treviso, che era ricoverata al reparto di geriatria. Il caso poi del decesso del paziente 1, così definito, paziente 1 del veneziano Mario Veronese, che, quanto vi dicevo poco fa, morto domenica sera all'ospedale di Padova, a ucciderlo però un'emorragia cerebrale e non una insufficienza respiratoria. Per questo la sua morte non è inserita nel bollettino ufficiale della Regione, come vi stavamo raccontando. Grazie, ecco, così leggo solo un aggiornamento, vediamo se riusciamo a darlo al volo, che arriva proprio dalla Regione, che mi sembra riguardi però gli acquisti. Vediamo se poi si apre questo documento. Vabbè, attendiamo qualche istante, perché appunto riguarda gli acquisti effettuati dalla nostra Regione con, sapete, ulteriori mascherine, soprattutto ulteriori, vado a memoria, 100 strumentazioni che servono poi per la respirazione assistita per i casi eventualmente si dovessero verificare di maggiore gravità. Allora, il ministro D'Incà ieri sera, collegamento a Ring, fate attenzione, annuncia il decreto che è già stato emanato, quello di queste ore, e poi un terzo che dovrebbe avere un fondo di 3,6 miliardi per aiutare ovviamente i territori, l'economia in difficoltà, anche se sappiamo per il solo Veneto per esempio si rischia un calo di 4 miliardi di affari. Vediamo. Oggi siamo davanti ad un'emergenza che cerchiamo di superare con intelligenza, con l'aiuto della scienza e chiaramente superando quello che sarà un momento di difficoltà anche per la nostra economia. Fortunatamente abbiamo preso di petto questa problematica, abbiamo cercato di arginare immediatamente le zone dove maggiormente c'era questo contagio. Noi abbiamo fatto un primo decreto che abbiamo già votato in un ramo del Parlamento. Io ringrazio le opposizioni per aver sempre avuto uno spirito costruttivo davanti al coronavirus e davanti appunto ai provvedimenti legislativi. Andremo con un secondo decreto che arriverà nei prossimi giorni e poi affronteremo un terzo decreto nel quale inseriamo 3,6 miliardi di euro, faremo uno scostamento di bilancio, anche questo mi auguro che vi sia la maggioranza di tutti quanti i partiti che vogliono votare per questo scostamento, che sono un primo impatto di risorse che vogliamo mettere sul piatto per affrontare le varie problematiche. Sul settore turistico chiaramente vi sono le ombre peggiori perché hanno subito un tracollo di richieste nell'ultima settimana. Chiaramente bisogna assolutamente pensare ad un sistema che possa improntarsi al credito d'imposta o altrimenti a guardare alla problematica della tassazione in generale o
di quello che sono gli adempimenti fiscali. Sono cose che cerchiamo di mettere in pratica nelle prossime settimane per dare un sostentamento all'attività turistica del nostro Paese, perché indistintamente colpito da nord a sud. Allora vi leggo, ecco così, Federico Caner, 3,6 miliardi, scusate, Federico D'Incà, Ministro per i rapporti con il Parlamento, bellunese, annuncia a Ringa 3,6 miliardi per il sostegno all'economia e non solo. Volevo leggervi e forse riusciamo a mostrare la grafica in attesa di collegarci con Venezia. L'acquisto, ordinativi di acquisto di materiali per fronteggiare l'emergenza effettuati dall'azienda Zero. Ecco gli ordinativi per fronteggiare l'emergenza coronavirus in Veneto. Calzari, la quantità 148.700 calzari, camici 112.000, i gel igienizzanti, il flacone da 100 millilitri, quasi 32.000, andiamo a vedere qualcos'altro. Le mascherine, eccole qua, queste sono molto importanti, ci risulta 1.400.000 mascherine, da quello che vediamo qua, 1.396.000, mascherine FFP3 invece 100.000, questo vediamo capire. Poi i tamponi, 108.500 tamponi, le tute protettive 7.000, eccolo qua, i ventilatori polmonari per ora sono 60, gli umidificatori per ventilatori polmonari 30, visiere protettive 2.625, altri 10 personal computer, il kit diagnostici per coronavirus 108.225, questo insomma in base al documento ufficiale che arriva dalla Regione Veneto. Andiamo rapidissimi prima di collegarci con Venezia. Allora Italo, sentiamo anche, va bene, vediamo questo, certo, Padova, oggi un giro che hanno fatto i nostri colleghi a Padova sul Sagrato per documentare qual è la situazione alla Basilica del Santo. C'è anche il rettore Svanera in questo racconto di una basilica sostanzialmente deserta. Avete capito? L'abbiamo scoperto ieri in diretta, pur non essendo strettamente necessario e non incluso nel decreto l'ultimo del governo, la Conferenza Episcopale del Triveneto ha deciso di chiudere ancora alle messe. Si terranno solo alcune funzioni, battesimi, matrimoni, anche i funerali, ma soltanto con una stretta ricerchia di persone, quindi cerchia di persone, scusate, che sono i familiari in questo caso, e le messe invece non saranno celebrate. Ripeto, questo tema non era necessario a leggere il decreto, perché bastava anche per la messa mantenere la distanza droplet all'interno di uno stesso banco, quindi di 1 metro e 1,5 metri, però la Conferenza Episcopale così ha deciso. Vediamo Padova. Il sagrato vuoto, pochi fedeli entrano velocemente per una preghiera. La Basilica di Sant'Antonio nemmeno a Ferragosto è così vuota. La paura del coronavirus ha toccato anche uno dei luoghi più famosi della cristianità. È un unicum anche storico, dicono, perché a parte il momento dopo l'incendio del 1749, la Basilica è sempre stata aperta, soprattutto con le celebrazioni, perché di per sé noi la Basilica l'abbiamo tenuta aperta in questi giorni, quindi ecco, di per sé insomma le cose vanno avanti nel loro ordinario modo di procedere, però senza le celebrazioni indubbiamente è tutto un altro sentire, tutto un altro vivere da parte della Basilica e dei frati stessi. Secondo le disposizioni decise dalla diocesi di Padova dopo la pubblicazione del decreto del Consiglio dei Ministri, per questa settimana le messe saranno sospese, battesimi e matrimoni avverranno solo in forma privata con la presenza di soli padrini o testimoni. I frati del Santo hanno scelto anche durante la prima settimana di emergenza coronavirus di non chiudere le porte della Basilica per consentire ai fedeli di pregare, ma le messe in questi giorni vengono trasmesse esclusivamente via streaming. Celebriamo, diciamo, come frati riuniti come comunità la mattina la nostra preghiera e poi la sera la Santa Messa alla tomba del Santo, e questo è un po' un privilegio, ecco, perché non è comune celebrare alla tomba del Santo, ci fa sentire uniti a tutti i devoti. Pochi pellegrini, bancarelle deserte, il santo che osserva dall'alto gli effetti della paura. Qualche fedele che arriva dall'estero però c'è e sfida i timori. Ecuador. Veniamo dall'Ecuador. Sabéis del coronavirus che sta qui in Padova?
Abbiamo sentito del coronavirus, non abbiamo paura, ma bisogna fare attenzione. Poco lontano anche una famiglia cilena arrivata in Italia il 22 febbraio quando è esplosa l'emergenza. In Cile, dicono, si registra solo un caso. Bisogna prendere le giuste precauzioni. Siamo un po' preoccupati, ma stiamo attenti e ci laviamo spesso le mani. Allora, vedo collegata Ilaria Marchiori dalla redazione di Marghera con Sandro Ponchio. Grazie Ilaria, quali novità ci racconti tu oggi? Sì, buonasera allo studio, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, oggi qui nel Veneziano è stata un po' quella che si può definire la giornata delle categorie economiche. Nello specifico ci sono stati ben due punti, uno che riguarda più che altro le scuole, il settore dell'istruzione, e poi invece uno che riguarda il settore dell'agricoltura, perché sono emersi dei dati interessanti, potremmo definirli, ma che invece fanno sì che le associazioni di categoria abbiano rivolto un appello proprio al governo. L'abbiamo sentito, c'è una perdita consistente di denaro, parliamo insomma di circa 50 milioni al mese, ma soprattutto manca la manodopera, perché tutti gli stranieri che lavoravano soprattutto nella raccolta dei campi non ci sono, e quindi c'è bisogno invece di chi la possa fare, perché sarà imminente nei prossimi mesi, e di questo si è discusso proprio attraverso il tavolo verde che è stato convocato a Mestre dall'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan, con tutti i rappresentanti delle categorie, che tra l'altro hanno annunciato la partenza di un'imminente campagna sulla sicurezza dei prodotti della nostra regione, a partire insomma dai vini, e che ribadiscono non necessitano di alcuna certificazione del tipo coronavirus free, perché non ce n'è alcun bisogno. Dunque questo quanto è emerso sotto questo aspetto. Ancora c'è un'iniziativa interessante che tocca sempre il settore dell'economia e che arriva proprio da Venezia, che coinvolge soprattutto le storiche attività, gli storici caffè che sono nella zona di Piazza San Marco, ovvero un aperitivo in Piazza San Marco. Lanciano in questo modo un appello, lanciano questa iniziativa proprio per coinvolgere più persone possibili, veneziani e non, quindi anche i turisti, e farli ritornare in città, che sappiamo non solo è stata colpita dalla quarta dello scorso 12 novembre, ma ora da questa emergenza coronavirus. E quindi l'appello è questo: Piazza San Marco siete voi, l'aperitivo lo offriamo noi. Questo è proprio lo slogan, che coinvolge il caffè Florian, il caffè Quadri, il caffè Aurora, il caffè Chioggia e la gelateria Al Todaro. Questa iniziativa con il supporto del comune e poi anche di Vela, una promozione che è soggetta, è bene sottolinearlo, a variazioni in base al locale. I dipendenti e i collaboratori dei 6 locali attenderanno dunque i clienti per brindare uniti alla ripartenza di Venezia, e questo accade tra le 17 e le 20, lo ricordiamo, ogni giorno fino a fine marzo, e per ogni drink acquistato uno verrà offerto. Questa è una delle tante iniziative per incentivare la ripresa dell'economia, anche con piccoli passi come questo. Abbiamo sentito prima dallo studio che è stato annunciato l'arrivo di mascherine, materiale di vario genere che si stava aspettando. È arrivata la lista dalla regione, e proprio questa mattina abbiamo incontrato nella sede della Protezione Civile di Marghera, dove è stata istituita la task force, lo ricordiamo nuovamente, e abbiamo incontrato il governatore Zaia, che ha annunciato l'aumento dei posti di terapia intensiva. Ma per sentire proprio le sue parole, e tra l'altro anche l'annuncio dell'incontro che ci sarà domani, della videoconferenza insieme ai governatori di Lombardia ed Emilia Romagna, il servizio in cui il governatore ci spiega tutto quello che succederà, e anche nello specifico quello che riguarda questi posti di terapia intensiva.
Il presidente Zaia ha annunciato l'aumento dei posti di terapia intensiva in Veneto. Un programma c'è già, ribadito, e sarà presentato a breve pubblicamente in maniera visibile a tutti. Abbiamo 464 postazioni già in essere, parte delle quali ovviamente occupate anche per l'attività ordinaria, cioè il trapianto piuttosto che particolari patologie. Dall'altro abbiamo un progetto di incremento importante dei posti di terapia intensiva, lo facciamo dal punto di vista prudenziale, non è detto e spero che non si utilizzeranno mai, però è giusto, come deve essere fatto, prepararsi al tutto. Da subito ci siamo attivati, la verità è che sul mercato poi il tema dei macchinari è un tema che langue, nel senso che non c'è poi tutta questa disponibilità, come è accaduto con la partita delle mascherine e quant'altro. Zaia ha anche annunciato il lavoro che sta svolgendo insieme ai governatori di Lombardia ed Emilia-Romagna a sostegno dell'economia. Stiamo redigendo un progetto di richieste comuni che verrà presentato domani alle 16 al Presidente del Consiglio. Saremo in collegamento io e il collega Fontana e probabilmente anche Bonaccini, adesso non lo so con chiarezza, ma comunque avremo domani alle 16 l'incontro con il Presidente del Consiglio. Ecco, ci possono essere delle anticipazioni, qualcosa riguardo queste richieste comuni? Guardi, anticipazioni, noi chiediamo da un lato misure straordinarie per le imprese, per il mercato, per tutto quello che sta accadendo, e dall'altro la necessità ovviamente anche di avere investimenti importanti sul fronte anche dei mercati internazionali. E nel fronteggiare gli aspetti sanitari ed economici conseguenti anche alle misure messe in campo per fronteggiare il coronavirus, il Presidente ribadisce: dobbiamo guardare in faccia la realtà, è un virus, lo stiamo affrontando, dobbiamo diminuire il contagio semplicemente utilizzando delle regole, diciamo, che sono ormai note a tutti, che sono quelle di non andare in luoghi affollati, che sono quelle di mantenere la distanza di almeno 1 metro nel parlare con le persone, e che sono anche la volontà ovviamente di seguire tutte le indicazioni che abbiamo avuto, tipo quelle igieniche, di lavarsi spesso le mani o di starnutire utilizzando il gomito e quindi il braccio e molto altro ancora. Sì. Ecco, avete sentito le parole del governatore Zaia, ora invece ci spostiamo a Spinea, perché arriva una storia di un'odissea sanitaria proprio contemporaneamente all'emergenza coronavirus. Arriva da una neomamma di 24 anni che ci racconta cos'è accaduto a lei e al suo bambino. Il bambino sta male e tu lo porti la prima volta dove? In ospedale a Milano, e dove mi dicono che ha un principio di otite e aveva poca febbre, 37,2, quindi aveva poca febbre, però aveva questo forte raffreddore, questo otite, aveva male all'orecchio, piangeva. E mi danno un antibiotico per il bambino. Chi parla è Lucrezia Rossetto, 24 anni a maggio, dalla sua casa di Spinea, dove si trova in quarantena volontaria con il suo bimbo di soli 4 mesi, racconta la sua odissea sanitaria che va di pari passo con quella del suo piccino. Tutto inizia in tempi non sospetti da coronavirus. Siamo ai primi di febbraio scorso. L'ho detto alla pediatra e la pediatra mi ha detto di riportarglielo il lunedì. La domenica il bambino stava male e quindi, almeno secondo me stava male, e quindi l'ho portato in ospedale all'Angelo. Rimpallata con il neonato da un ospedale all'altro per conoscere il perché della malattia, ad oggi ancora senza una diagnosi, racconta. E all'Angelo l'hanno controllato, ma non l'hanno fatto vedere dall'ottorino come mi aveva detto la pediatra, e mi hanno detto che stava bene, che non aveva più questo otite. Ma secondo me non è guarito del tutto, perché l'orecchio continua a grattarselo, continua a lamentarsi, a tirarselo, e quindi ad oggi non so se ha ancora un po' di otite, se sta male o se è guarito totalmente, insomma. Nel frattempo si ammala anche lei, la mamma. I sintomi sono quelli noti: febbre, raffreddore, mal di gola, respiro affaticato. Siamo al 16 di febbraio. Lucrezia chiama il suo medico di base, ma c'è la segreteria telefonica. Il medico la richiamerà dopo ben 5 ore. Dicendomi che lui non mi poteva visitare dato il momento storico e che io avrei dovuto prendere un antibiotico. Ma lei sta ancora allattando e questo antibiotico non va bene, così a notte fonda si rivolge ai consigli del suo ex medico di base che le cambia antibiotico. E qui scatta il dubbio: ma non si era detto che l'antibiotico non serve? Si domanda Lucrezia, che a questo punto in autonomia segue un'altra strada.
Io ho provato anche a chiamare i numeri, il 1500 e il numero verde che era stato istituito dalla Regione Veneto, ma il 1500 non ha neanche risposto. C'era un messaggio in cui dicevano che date le troppe telefonate bisognava riprovare più tardi. Io ci ho riprovato per ben 3 ore, ma non ho avuto risposta, mentre il numero verde mi ha tenuto in linea per 1 ora e dopo ha buttato giù e non ho ricevuto risposta neanche là. Concludendo, lei e il bimbo a distanza di meno di un mese stanno ancora male e nessuno tra i medici di base l'ha richiamata per sapere come va. Sì, io sto prendendo l'antibiotico, sono a casa, vedo quando mio figlio sta male o ha qualche problema, lui continua a grattarsi l'orecchio e per me ha male l'orecchio. Ilaria? Sì, ecco, avete sentito dunque il racconto di questa giovane mamma che si è trovata ad affrontare questa odissea. Allora, torniamo da te tra poco. Mi sentite? Sì, torniamo da te tra poco. Intanto il presidente, il governatore, grazie Ilaria Marchiori, Sandro Ponchio, il governatore della vicina Emilia Romagna, Bonaccini, si sta facendo un lavoro straordinario, dice. Ora è uscita anche l'ANSA, ovviamente, di quanto vi abbiamo comunicato poco fa, di 3.400.000 dispositivi acquistati, materiale sanitario acquistato dalla Regione Veneto. Vedo Valentina Visentin inquadrata. Allora Valentina, abbiamo già visto, e ringrazio anche Federico Cibotto e Cristian Roccaiende, il servizio che hai realizzato oggi al Santo, alla Basilica del Santo a Padova. Che altro ci vuoi raccontare? Anche perché poco fa abbiamo già anticipato come Padova abbia scelto di dimezzare le rette per gli asili nido, che è un segnale importante per le famiglie. Se vuoi ricordarcelo tu con ulteriori dettagli poi. Sì, infatti la disposizione è stata data proprio questa mattina dall'assessore alla scuola Cristina Piva, che ha annunciato che le rette del mese di marzo per le famiglie con i bambini al nido comunale o alla materna comunale verranno dimezzate. Non accadrà invece per quanto riguarda le scuole elementari e le medie, perché l'unico costo sono i pasti, che verranno comunque scalati visto che si pagano di giorno in giorno. Il Comune però ha dato anche altre disposizioni importanti quest'oggi. Infatti l'assessore al commercio del Comune di Padova, Antonio Bressa, ha annunciato lo spostamento e il rinvio del pagamento delle imposte comunali. Slitta infatti per cittadini ed imprese il pagamento della Tari, della prima rata della Tari, che verrà posticipato a maggio, mentre per quanto riguarda la COSAP la prima rata di aprile verrà rinviata al 30 di giugno. Queste sono le disposizioni che oggi ha annunciato il Comune di Padova a sostegno dei cittadini e delle attività. Oggi però a Padova è stata anche una giornata, parliamo dell'altro aspetto, dell'altro simbolo di Padova, l'università. Ebbene, oggi all'Università di Padova sono iniziate le lauree telematiche, le lauree via in videoconferenza al Dipartimento di Farmacia. Certo, ci sono stati i primi studenti che si sono laureati e vi mostriamo nel servizio com'è andata. La commissione di discussione della sua tesi di laurea ha valutato con il massimo dei punti la sua esposizione, quindi le conferiamo 11 punti, le facciamo le nostre congratulazioni per la sua esposizione e riceverà istruzioni per la proclamazione. Anna è dottoressa con 110, la studentessa di farmacia sorride soddisfatta dallo schermo del computer, è una delle prime laureande a discutere la tesi in videoconferenza secondo le disposizioni dell'Ateneo di Padova per far fronte all'emergenza coronavirus. È andata bene, si fa quello che si può, insomma, è andata così. L'importante è aver finito, la festa la faccio lo stesso, non c'è problema.
Alle spalle di Anna l'equipe della farmacia dell'ospedale di Vicenza con cui ha realizzato la tesi. Venerdì, sempre in via telematica, avverrà la proclamazione. Subito dopo Anna tocca ad Andrea, una normale seduta di laurea al Dipartimento di Farmacia di via Marzolo, ma questa volta l'emozione non è solo degli studenti ma anche dei professori che per primi vogliono dare un segnale positivo. La modalità è uguale, quindi ci consente di fare il nostro lavoro con regolarità e di proseguire la vita dell'università, che è una cosa importantissima adesso, dimostrare che possiamo anche in situazioni di emergenza continuare il nostro lavoro come il solito. È un passo importante e da parte nostra è un passo assolutamente doveroso. Non potevamo far perdere tempo agli studenti perché in questo periodo, vi ripeto, un periodo di laurea, un periodo di esami, far perdere del tempo prezioso agli studenti significa anche per alcuni di loro, ad esempio, rimandare di un'intera sessione l'esame di Stato. L'Università di Padova non si ferma, la laurea resta un momento solenne nonostante avvenga a distanza. L'unica cosa che manca sono i tradizionali cori all'uscita dell'aula e qualche scherzo goliardico. Ecco, avete sentito com'è andata questa prima giornata di lauree, grande emozione al BOD, soprattutto da parte degli studenti, appunto, che li avete visti collegati in videoconferenza. Avverrà con la stessa modalità anche la proclamazione prevista per venerdì. L'università appunto sta lanciando questo messaggio, si sta andando avanti, anche le lezioni, lo abbiamo detto nei giorni scorsi, per quanto riguarda i corsi trimestrali e semestrali riprenderà con ordinarietà, quindi con normalità a partire dal 9 marzo, salvo nuove indicazioni da parte del governo. Se riusciamo, volevamo mostrarvi anche come stanno andando le cose nei bar del centro storico di Padova, viste le disposizioni appunto del decreto del Consiglio dei Ministri che prevedono distanze di un metro e Valentina, mezzo. Ci sono tanti baristi che sono... Facciamo così, guarda, dammi 2 minuti davvero, ma neanche di orologio, così sistemiamo questo servizio. Intanto mandiamo la pubblicità che doveva andare in onda qualche tempo fa e ritorniamo da te. Poi siccome devi completare anche la scaletta del telegiornale di Tele Nord-Est, ovviamente vi lasciamo liberi tra pochissimo. Pubblicità e vediamo questo servizio che annunciava Valentina Visentini.